Scoperta a Soriano Calabro una fabbrica abusiva di fuochi pirotecnici, l'operazione dei carabinieri di Serra San Bruno, una denuncia. I giovani imprenditori reggini hanno accolto l'invito del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao e hannunciato la svolta, le imprese in rete contro la criminalità organizzata. Nascondeva la sostanza stupefacente tra le fessure del tavolo da cucina. Un 36enne di Corigliano Calabro è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un controllo. Acceso ieri sera sull'isola pedonale di Cosenza il maestoso albero di Natale, inaugurata la mostra Virgo Fidelis dedicata ai presepi, atmosfera di festa nella città dei Bruzzi. Sarà la Virtus Francavilla l'avversario dei lupi, domani al Marulla riposa il Catanzaro, rende di scena d'Andria, la regina ospita la Sicula Leonzio. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque una fabbrica abusiva di fuochi pirotecnici è stata scoperta dai carabinieri a Serra San Bruno, a Soriano Calabro, nel Vibonese. Una persona è stata denunciata. Vediamo. Operazione dei carabinieri della compagnia di Serra San Bruno insieme agli artificieri di Cosenza che hanno scoperto a Soriano una vera e propria fabbrica abusiva con annesso deposito di materiale pirotecnico artigianale nei pressi di alcuni casolari. Il blitz è scattato alle prime ore del mattino quando è stato sorpreso un 64enne di Soriano intento a produrre e confezionare alcuni di questi artifizi. L'uomo a quel punto non ha potuto fare altro che confessare la sua attività illecita. Da quel momento sono iniziati i controlli nei vari casolari della zona, alcuni di questi già sottoposti a sequestro nel 2013. All'interno degli stessi magazzini sono stati ritrovati circa 100 kg di artifici pirotecnici confezionati artigianalmente, occultati in scatole e avvolti in teli di colore scuro già pronti per essere immessi sul mercato, insieme a varie tipologie di polvere da sparo e spezzoni di miccia, materiale utilizzato per il confezionamento dell'esplodente. Inoltre sono stati ritrovati tutti i macchinari e i vari stampi per il confezionamento del materiale. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per le indagini volte alla identificazione di eventuali complici. Intanto il 64enne, trovato sul posto intento a preparare gli esplosivi, è stato deferito all'autorità giudiziaria per detenzione e fabbricazione abusiva di materia esplodente. Incidente oggi pomeriggio sull'autostrada A2 in direzione nord all'altezza dello svincolo delle Serre nel Vibonese. Un'auto con a bordo 2 coniugi reggini per causa in corso di accertamento ha tamponato un autocarro carico di agrumi proveniente da Rosarno e diretto nella piana di Lamezia Terme. I coniugi sono rimasti feriti lievemente, illeso invece il conducente dell'autocarro. Il traffico ha subito rallentamenti dopo che il carico del tir si è riversato sulla carreggiata. I giovani imprenditori reggini hanno accolto l'invito del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao e annunciato la svolta alle imprese in rete contro l''ndrangheta. Io penso che innanzitutto gli imprenditori debbano costituire un cartello di persone per bene che insieme possono partecipare essi sì agli appalti, in modo che l'assegnazione avvenga secondo il rispetto delle regole e ciascuno di loro deve farsi garante dell'osservanza di quelle regole e se sono in tanti a rendersi garanti di quelle regole, le regole verranno osservate ed applicate. L'appello era stato accorato ma fermo nel salutare la città che lo aveva visto impegnato per 4 anni a coordinare inchieste importanti contro l''ndrangheta. Il neo procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao aveva chiesto agli imprenditori di fare rete. A quell'invito i giovani imprenditori reggini non sono stati sordi. È un appello che facciamo nostro, dichiara in una nota ufficiale il presidente Samuele Furfaro. Lui e i suoi colleghi si sono incontrati per confrontarsi sulle parole del procuratore De Rao ed oggi affermano: quel messaggio è un segnale importantissimo e tutti noi siamo pronti a triplicare gli sforzi per sostenere le imprese che vivono sulla propria pelle il peso del condizionamento mafioso. Ma non solo, i giovani imprenditori chiedono che tutto ciò diventi priorità educativa ed è per questo che con scuole e università si sta lavorando a protocolli di collaborazione. Inoltre è necessario creare condizioni di sviluppo, bisogna sfruttare adeguatamente i finanziamenti, sfoltire la burocrazia. Anche così si può immaginare una realtà senza rischi di infiltrazioni mafiose.
2 frantoi sotto sequestro a Rizziconi. La Capitaneria di Porto ha fatto analizzare le acque del fiume Budello che sono risultate inquinate. Decisiva la denuncia di un comitato di quartiere. L'ennesimo delitto ambientale nel travagliato quartiere Fiume a Gioia Tauro. Le segnalazioni questa volta arrivano dall'Osservatorio Ambientale Iride e dal Comitato di quartiere Fiume sulla strana colorazione delle acque del torrente Budello. Strana colorazione che ha fatto scattare i controlli della Capitaneria di Porto, i quali dopo una serie di indagini sono risaliti ai colpevoli degli sversamenti sequestrando 2 frantoi. I militari infatti, al termine di un controllo mirato al rispetto della normativa ambientale, hanno accertato che i titolari dei 2 opifici ricadenti nel comune di Rizziconi realizzavano un illecito smaltimento di rifiuti disperdendo nell'ambiente le acque di lavorazione e le acque di lavaggio prodotte dal processo di molitura delle olive. I responsabili, cui è stato sequestrato l'impianto di lavorazione, sono stati denunciati per il reato di scarico non autorizzato, sversamento di reflui e per inquinamento delle acque, getto pericoloso di inquinanti e assenza di autorizzazione allo scarico. E ancora la cronaca, il GIP di Lamezia ha convalidato il fermo per l'ex consigliere comunale di Lamezia Terme accusato di abusi su una minore. L'uomo era stato arrestato giovedì scorso con l'accusa appunto di violenza sessuale aggravata su una ragazzina all'epoca 14enne. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'uomo ha negato ogni addebito. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Corteo antifascista ieri sera a Cosenza, cori, slogan e striscioni. I manifestanti hanno attraversato le strade del centro cittadino per dire no ad ogni forma di intolleranza e nuovo fascismo. I carabinieri della stazione di Rizziconi hanno arrestato per tentata estorsione Girolamo Belcastro, 65 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe minacciato con un fucile un imprenditore del luogo che era intento a raccogliere olive. La vittima, che era insieme ai suoi operai, ha deciso di chiamare il 112 per richiedere l'intervento dei carabinieri. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. La polizia di Lamezia Terme indaga sullo scippo avvenuto nei pressi dell'ospedale cittadino. Un uomo travisato da un passamontagna ha scippato la borsa di un'anziana donna che non è rimasta ferita. E di 2 arresti il bilancio dei controlli dei carabinieri di Cosenza nel giorno dell'Immacolata. Nei guai un 36enne di Corigliano Calabro, disoccupato, residente in contrada Fabrizio. Nelle fessure di un tavolo da cucina ritrovato tutto il necessario per lo spaccio di sostanza stupefacente. A Roseto Caposculico è stato arrestato un 59enne pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione spiccato dall'autorità giudiziaria di Bologna. Spari ad Isola Caporizzuto, alcuni colpi di pistola nella notte esplosi contro 3 automobili che sono state danneggiate. 2 delle vetture utilizzate da un autista 37enne già noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si terrà martedì 12 dicembre alle 16:30 presso la sede del CONI a Cosenza una manifestazione di Potere al Popolo, movimento nato a Roma nello scorso novembre, ma sentiamo la portavoce Giuliana Commisso. Giuliana Commisso, con portavoce del movimento Potere al Popolo, che organizza il 12 dicembre un incontro a Cosenza nella Sala CONI per spiegare le proprie ragioni. Sì, fondamentalmente abbiamo accolto una sfida che è nata il 18 novembre a Roma in un'assemblea nazionale che ha visto la partecipazione di migliaia di persone e che fondamentalmente ha come obiettivo quello di aprire uno spazio per un movimento che nasce nel sociale e che usa la scadenza elettorale come occasione per dare espressione a un insieme di bisogni e di diritti che oggi sono negati. Il diritto all'abitare, alla casa, il diritto alla salute, il diritto del lavoro, il diritto a un reddito dignitoso, insomma, in sintesi a un'esistenza dignitosa. Ecco, oggi vogliamo che questo momento di attivazione popolare sia presente anche a Cosenza e in Regione. Già a Crotone si sta svolgendo oggi un'assemblea territoriale che sempre ha preso parte a questa esperienza, a questo momento che è Potere al Popolo.
L'obiettivo è quello di dare l'occasione per una discussione aperta, un'assemblea che vede la partecipazione aperta, senza schemi precostituiti, in cui venga data finalmente la parola a coloro che non hanno parola, che non sono rappresentati dai media, che non hanno diritto d'accesso al teatrino della politica. Adesso le iniziative in vista del Natale. Bene, a Cosenza è stato acceso il maestoso albero di Natale che è simbolo ormai da diversi anni delle buone feste cosentine. 3, 2, 1. Auguri! A Cosenza, con l'accensione di un maestoso albero di Natale nel cuore del centro cittadino a Corso Mazzini, sono partite ufficialmente le buone feste cosentine che fino al 7 gennaio animeranno la città Abruzza e coinvolgeranno migliaia di turisti e visitatori. Il tema di quest'anno è la favola, o meglio una favola di città, un titolo che sintetizza il progetto e la volontà dell'amministrazione comunale, che è quella di far diventare Cosenza sempre più bella e di conseguenza più ricca, per fare in modo che le nuove generazioni possano rimanere nella loro città. Il mondo delle favole è il mondo dei bambini, che anche quest'anno sono i veri protagonisti delle buone feste cosentine, ed è soprattutto per loro che bisogna credere e sperare in un futuro migliore. Abbiamo sempre tanti problemi, questi non li trascuriamo, riguardano i servizi, riguardano la povertà, riguardano le problematiche che sono comuni anche a tante realtà urbane d'Italia, ma soprattutto in questo periodo del centro-sud d'Italia. Però questo non vuol dire che non dobbiamo sperare in un futuro migliore. Questa accensione dell'albero vuol significare proprio questo, una proiezione in una vita migliore, in una città che diventa sempre più bella, sempre più ricca di opportunità, con uno sguardo soprattutto di speranza al futuro, ispirandoci a quello che poi vogliono i bambini. Le buone feste cosentine avranno un percorso che dal cuore della città nuova si estenderà al centro storico, unendo le due anime di Cosenza e coinvolgendo gran parte degli spazi aperti della città, dei suoi teatri e degli altri luoghi di cultura. Sarà un cartellone ricco ed articolato che spazierà dagli spettacoli teatrali ai concerti, dalle mostre alla moda, dai laboratori creativi ed interattivi per i bambini alla presentazione di libri agli artisti di strada. La caserma dei Carabinieri è aperta ai cittadini in occasione della mostra dei presepi Virgo Fidelis inaugurata a Cosenza nel giorno dell'Immacolata. La famiglia sulla barca che naviga in un mare di precarietà. L'arte che si adatta ai tempi è solo uno dei circa 50 presepi in mostra a Cosenza, un vero e proprio evento, l'inaugurazione dell'iniziativa realizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepe e sostenuta dall'Arma dei Carabinieri. È la prima volta su tutto il territorio nazionale che una caserma si presta a un'iniziativa così bella. Come diceva lei, c'è una evidente assonanza tra il presepe e quello che simboleggia, quindi l'avvento di un messaggio di speranza nel mondo, e l'attività, l'azione che svolge giornalmente il carabiniere su strada è un messaggio che porta anche di solidarietà a chi effettivamente soffre. Le caserme dell'Arma e soprattutto questa splendida caserma sono sempre aperte ai cosentini, perché il nostro lavoro è al fianco della gente, tra la gente. La mostra dal titolo Virgo Fidelis resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2018, colpisce l'atmosfera creata dai maestri artigiani e la cura dei dettagli. I presepi sono manufatti di artisti e artigiani Cosenza e provincia, e parte delle opere sono dedicate proprio all'Arma dei Carabinieri, e infatti riportano il carabiniere vicino alla Natività. Altre sono presepi tradizionali, presepi in stile napoletano con materiali diversi. Quello che abbiamo voluto sottolineare nella mostra è il senso dell'accoglienza, appunto della fraternità.
La pagina sportiva da Davide Nicola a Walter Zenga. L'impatto mediatico della staffetta sulla panchina del Crotone è stato importante. Adesso però sarà il campo a dire se il cambio è stato indolore oppure addirittura proficuo. Intanto in Serie C il Cosenza cerca punti e continuità nella sfida con la Virtus Francavilla. Il Rende sfida l'Andria e la Regina ospita la Sicola Leonzio. Riuscirà Walter Zenga a trasmettere al Crotone lo stesso entusiasmo che ha scatenato nella gente al suo arrivo in città? L'ex azzurro e nerazzurro ha firmato il contratto che lo lega alla società del presidente Vrenna, poche ore di tempo per farsi conoscere alla squadra, chiamata subito ad affrontare lo scontro diretto in trasferta con il Sassuolo. Fin qui la massima serie che i rossoblù dell'Uomo Ragno dovranno difendere dalle inevitabili scosse di assestamento causate da un terremoto come quello scatenato dall'addio di Davide Nicola. Sarà il Cosenza invece ad aprire la domenica delle calabresi di Serie C, al Marulla alle 14:30 e di scena la Virtus Francavilla, formazione pugliese che ha saputo continuare e valorizzare il lavoro dell'ex DS Trinchera, oggi in rossoblù. Per i lupi due assenze pesanti, quelle di Mungo e Bruccini, e la voglia di ritornare al successo dopo la bella prestazione nel derby con il Rende. Il Catanzaro riposa e attende l'inizio del procedimento che deriva dall'inchiesta Moneygate, che avrebbe svelato una presunta e tentata combine organizzata nel 2013 con l'Avellino. La preoccupazione dei tifosi e la fiducia della città si mescolano nei giorni che precedono un'udienza inevitabilmente influente sul cammino dei giallorossi. E l'Andria, l'avversario del Rende, Trocini all'imbarazzo della scelta nella gara degli Ulivi. I pugliesi, nonostante l'arrivo di Papagni in panchina, stentano a rilanciarsi. Per i biancorossi non è da escludere un altro blitz esterno. Occasione d'oro anche per la Regina, che dopo le fibrillazioni post sconfitta con l'Acragas ha la possibilità di rifarsi con la Sicola Leonzio al Granillo. Gli Amaranto recuperano Bianchimano e De Francesco, i bianconeri siciliani appena affidati da Imodiana, e fin qui sterili in avanti non avranno a disposizione neanche il loro uomo migliore, Biccio Arcidiacono. E cambiamo argomento. A Cosenza si è conclusa la quarta edizione di Senior and Junior Expo. Si è conclusa con successo la quarta edizione dell'evento regionale Senior e Junior Expo 2017, la maratona della salute e della prevenzione, dello sport e della cultura, dedicata al tema della longevità. Anche quest'anno ha messo a confronto due generazioni, nonni e nipoti. Questa edizione per noi è stata forse tra tutte quelle già fatte il top, anche per la location dove si è svolta, perché quest'anno è rientrata nel cartellone culturale della Regione Calabria e chiaramente ha un altro aspetto, un'altra valenza. Ha toccato tanti temi, quelli dello sport, della longevità, dell'architettura, della legalità, dello stile di vita, del benessere, tantissimi argomenti. Penso che sia stata poi alla fine una bellissima e una partecipatissima edizione. Sono stati 3 giorni che abbiamo dedicato a questi aspetti scientifici di condivisione fra junior e senior, in quello che è il nostro bagaglio culturale, che sono i senior, e in quelle che sono le nostre prospettive future, che sono i giovani. Quindi noi abbiamo con questo evento scientifico, credo, dato una mano a quello che sono le nostre idee di sviluppo di un territorio che deve essere ecocompatibile, che deve essere urbanisticamente messo in regola e che comunque deve essere fruibile a tutti quanti, dai più giovani ai meno giovani ai portatori di handicap. A Senior e Junior Expo 2017 inoltre non sono mancate le attività didattico-divulgative con le scuole, i laboratori di show cooking, le esibizioni sportive, gli spettacoli con la sfilata di moda Over 45 e il cabaret del comico di Made in Sud Gennaro Calabrese. Al via a Taurianova il Festival del Torrone. Si è aperto a Taurianova il Festival del Torrone, la 3 giorni dedicata a Sua Maestà, il dolce tipico del periodo natalizio. Tra incontri e dibattiti sul tema del dolce e dell'alimentazione in genere, l'evento taurianovese si snoderà fino a domani. Tra le tante tavole rotonde anche quella interessante organizzata insieme all'associazione Slow Food di Reggio Calabria, con il suo presidente Cristina Ciccone e i maestri torronai, connubio dell'incontro, il miele. Oltre che della tradizione dei torroni e quindi il territorio che parla attraverso
attraverso il suo prodotto il miele, che è uno di quei prodotti che Slow Food tutela e valorizza. L'apicoltura in genere, che è un settore estremamente importante, le api che sono estremamente importanti non solo per la produzione di miele buono per la nostra salute, ma per quello che fanno per l'ambiente e quindi per la biodiversità, per il nostro futuro. È da oltre un secolo che facciamo il torrone sempre allo stesso modo e quindi questo è il valore aggiunto di questo torrone. Questo ci dà la possibilità di far crescere appunto le ambizioni di tutti e quindi di poter spedire, cioè valorizzare sempre di più il nostro prodotto e quindi caratterizzare il territorio in questo senso. Il vostro torrone arriva anche in Australia, negli Stati Uniti. Dov'è la meta più strana che avete spedito torrone? La meta più strana è in Qatar. Un appuntamento prima del meteo, domani quinta prova del Trofeo Sud Italia Cross Promotion organizzato dal Motoclub Calabria Riders con l'appoggio della Federazione Motociclistica Italiana, il Comitato Regionale Calabria e il Comune di Figline Vigliaturo. L'evento avrà luogo a Piano Lago, uscita 2 Rogliano. Il Trofeo Cross Promotion è un campionato dedicato a pit bike, Vespa Cross e Scooter Cross, articolato in 5 date e riconosciuto e organizzato sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'ingresso di una perturbazione dal nord Europa sta causando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sui versanti tirrenici ed interni della nostra regione, associato a un nuovo calo delle temperature che sta favorendo il ritorno della neve in montagna a quote superiori dei 1400 metri e in calo dal primo pomeriggio sera di sabato fino a 900-1000 metri. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica, cieli parzialmente nuvolosi sui versanti tirrenici con residua stabilità. Sui versanti ionici, cieli poco nuvolosi. Temperature stazionarie. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Domenica, mosso il Mar Tirreno con venti di direzione occidentale. Poco mosso lo Ionio con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG, buona serata, arrivederci.